Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, l'evento promosso dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Siamo giunti alla nostra sesta e ultima giornata, un calendario veramente molto ricco, di cui potete naturalmente continuare a usufruire grazie alle registrazioni di tutti gli incontri che abbiamo fatto, ben 19 con quelli di oggi, quindi veramente moltissimo materiale da visionare con eminenti personaggi che ci hanno raggiunti in collegamento e talvolta anche ospiti in sala per contribuire al nostro tema. Educhiamoci noi adulti per primi per essere educatori migliori, secondo il principio che ha anche dato il titolo alla nostra rassegna, al nostro festival, ovvero io sono come tu mi guardi, perché nello sguardo che noi rivolgiamo ai nostri figli, alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, c'è già il nutrimento e il messaggio d'amore, come ha detto qualcuno in questi giorni, che noi possiamo trasmettere loro. Ecco, quindi un festival che ha portato moltissime persone a riflettere e a confrontarsi su questo tema, un festival fortemente voluto dall'assessore alle politiche scolastiche Antonella Caldarte, che è qui con noi per un saluto e le diamo immediatamente la parola. Buongiorno Antonella. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti e a tutte. Vi ridò il benvenuto nella nostra città che, come avete visto nello stacchetto iniziale, è una città che lega il suo nome alla storia, alla cultura, alla musica, alle tradizioni. Abbiamo dei bellissimi borghi, abbiamo un'ottima offerta anche dal punto di vista enogastronomico, ma in questa settimana abbiamo scoperto una città particolarmente sensibile anche al tema della educazione. È una città, come avete visto dalle immagini, verde, quindi piena di spazi collinari, di parchi, di giardini. Cerchiamo di dare servizi appropriati ai nostri bambini e alle famiglie che li accompagnano, e oggi con questa settimana, con questo festival, abbiamo voluto aggiungere anche un'attenzione particolare condivisa con tutto il territorio proprio sull'educazione, perché pensiamo fortemente, crediamo fortemente, in modo convinto, che l'educazione sia un dovere di tutta la società, quindi un impegno collettivo. Da questo punto di vista quindi abbiamo avuto numerosissimi ospiti, oggi siamo alla giornata conclusiva, avremo poi anche una tavola rotonda durante la quale condivideremo con i nostri dirigenti scolastici, che tra l'altro ci hanno ospitato nelle loro scuole e che hanno con noi condiviso il percorso fin dall'inizio, ma anche con l'assessore Donazzan della Regione del Veneto e anche con una rappresentante dell'ufficio scolastico regionale. Avremo questa tavola rotonda perché il nostro obiettivo non è fermarci a ciò che abbiamo fatto questa settimana, ma continuare a lavorare con loro e speriamo con tutti voi che ci avete seguito con tanta attenzione durante la settimana, per mettere in piedi un percorso che rimanga poi un appuntamento fisso, un luogo veramente un laboratorio dove continuare a ragionare, a pensare, a progettare per questi ragazzi che tra l'altro oggi abbiamo anche di fronte a noi in questa aula magna della scuola da Ponte. Quindi auguro a tutti una buona mattinata d'ascolto, di impegno e a prestissimo per l'ultimo incontro successivo a questo. Buona giornata. Grazie Antonella Caldart, che ha sottolineato giustamente come l'intento sia quello di realizzare un impegno collettivo per l'educazione, impegno collettivo che noi abbiamo sperimentato in prima persona nel realizzare questo festival, perché moltissime sono le realtà, le associazioni, i gruppi e le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Li leggiamo molto volentieri, sono l'associazione Rising Africans, Alter Evo Società Benefit SRL, il gruppo Alcuni, Percorsi formativi 06, la Proloco di Vittorio Veneto, Leggiamoli Forte della Biblioteca di Vittorio Veneto, la Tenda TV, l'Associazione 400 Colpi, l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II Andrea Zanzotto, l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I Lorenzo da Ponte, che fra l'altro ci ha offerto anche questo spazio, l'Aula Magna, per le trasmissioni per andare in onda in diretta
Trasmissioni a cui partecipano, come ha detto l'assessore, anche i ragazzi della scuola. Oggi abbiamo con noi la seconda B, voi non li vedete ma sono qui con noi e se vorranno poi porranno anche le loro domande tramite la nostra regia, accompagnati dalla professoressa D'Are. Ecco, una presenza che ci fa particolarmente piacere perché questo festival non è a porte chiuse solo per gli adulti, ma è anche vissuto dai ragazzi che qualche volta addirittura ci raggiungono nel loro tempo libero nel pomeriggio, una cosa che ci ha fatto davvero molto piacere. Ecco, oltre alle associazioni e alle realtà sono moltissime le persone che hanno contribuito, citiamo anche le mamme di Ceneda che oggi pomeriggio organizzano per le bambine, i bambini e i ragazzi di Vittorio Veneto un intero pomeriggio di giochi nel parco Papadopoli, a cui vi invitiamo se siete di questa zona, e poi ringraziamo anche alcune persone che avete visto poco ma che hanno lavorato moltissimo per la realizzazione di questo festival, in particolare la dottoressa Martina Agnoli, la dottoressa Consuelo Dalcol che ha condotto qui e poi abbiamo Andrea Maroelli e Federico Campodall'Orto, il nostro regista, che vi ha salutato dalle telecamere nei giorni scorsi. Bene, e tra le altre persone che hanno contribuito e che sono presenti c'è con noi oggi il dottor Gianni De Polo, un amico di questo festival, che è neuropsichiatra infantile e responsabile medico dell'Istituto La Nostra Famiglia per entrambe le sedi di Conegliano e Vittorio Veneto. Buongiorno Gianni, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito e sono veramente contento di poter partecipare a questo incontro sia per la tematica affrontata che anche per l'autorevolezza e l'esperienza della persona che ce ne parlerà. Grazie mille Gianni, poi avremo modo di ascoltare anche il tuo intervento, il tuo contributo. L'incontro di oggi si intitola In principio era la relazione. Per parlarci di questo argomento abbiamo chiamato con noi, con veramente grande piacere a onorare questo festival, la dottoressa Erika Francesca Poli, psichiatra, psicoterapeuta, counselor e autrice di moltissimi libri in cui affronta, tra le altre cose, il tema della relazione genitori-figli, della sua importanza, soprattutto nei primi giorni, ma non solo, dall'epoca della gravidanza, del primo anno, fino a tutto lo sviluppo dei bambini. Ecco, siamo veramente contenti di averla con noi e le diamo immediatamente la parola per il suo contributo, ricordando a chi ci ascolta che può interagire con noi, porre domande o scriverci dei commenti attraverso le chat dei social da cui ci state seguendo. Buongiorno dottoressa, grazie per essere qui, a lei la parola. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Sono veramente molto contenta di essere insieme a voi, vi ringrazio di questo invito e non sapevo che ci sarebbe stato questo pubblico non soltanto appunto di adulti, di colleghi, di educatori, di insegnanti, di genitori, ma anche di ragazzi e questo devo dire che mi riempie di gioia. Sono veramente contenta di poter in qualche modo, anche se non di persona, ma virtualmente, ormai siamo abituati anche a questa formula, interagire anche con coloro i quali sono veramente i destinatari più importanti di questo messaggio e di quello di cui vi parlerò e dell'impegno che direi tutti noi mettiamo ogni giorno a diversi livelli, proprio perché loro sono i bambini o i ragazzi, i giovani del futuro, gli uomini e le donne del mondo che verrà e ai quali sento particolarmente l'importanza di non solo di trasmettere qualcosa, ma davvero di dare tutto il nostro impegno, soprattutto in un tempo come questo, affinché la società che andiamo man mano progressivamente costruendo o ricostruendo o immaginando di costruire abbia sempre più chiari i valori che tra poco io vi racconterò da una prospettiva appunto anche neuroscientifica. E il grande merito in fondo delle neuroscienze affettive è stato proprio quello di riportare alla luce delle questioni essenziali che riguardano che cosa vuol dire essere umani, che cosa vuol dire anche nella modernità preservare qualcosa che è antico, che appunto è collegato al principio, sia al principio della nostra storia di esseri umani e sia al principio della storia dell'essere umano singolo, cioè del singolo individuo, in un gioco tra la ontogenesi e la filogenesi, si suole dire.
Quindi vengo subito al tema e poi mi auguro che potremo avere il tempo anche di ascoltare le domande, ascoltare gli interventi e interagire in qualche modo su tutto questo, perché devo dire mi è piaciuto molto quello che è stato detto anche dall'assessore. Ci si ritrova a parlare, a volte in ambiti accademici si ha più la sensazione, lo diceva Woody Allen, che tutti si citino l'uno con l'altro, ma poi ci si chiede questa astrazione dove va a finire. Invece mi piace molto che tutto questo poi abbia una ricaduta operativa, anche perché io sono un medico, sono una psichiatra, una psicoterapeuta, quindi il mio lavoro è a contatto con le persone, prendermene cura, e mi piace l'idea che ci sia proprio l'intento di trasformare in operatività ciò di cui noi parliamo oggi. Allora, partiamo proprio dal titolo. In principio era la relazione. Il principio. Qual è il principio? Il principio è una cosa importante per i bambini. Io ho una bimba di 4 anni e mezzo e quando le racconto una storia vuole che si cominci dall'inizio, vuole che si parta dal principio. Qual è il principio di un essere umano? Allora, se sentite un rumore un po' strano in sottofondo è perché c'è sempre la mia cagnolina che quando io inizio a parlare di solito si fa viva, fondamentalmente perché vuole comparire nel video. Quindi adesso la prendo perché di solito fa le conferenze con me e questo non è un caso. Vediamo se vuole salire. Eccola qua. Perché il principio forse è questo. È ben rappresentato da lei, che non è della specie umana, è di un'altra specie, ma siamo mammiferi. Nell'archeologia della mente dei neuroscienziati c'è qualcosa che parla proprio di questa matrice antica, che non è fatta di parole, che non è fatta di astrazioni, di concetti intellettuali, ma è fatta di quello che io sto vivendo qua con lei adesso, il contatto. È una cosa antica questa, che ha a che fare col calore, che ha a che fare con la sensazione della vicinanza, della connessione. E viene da un prima del prima di quello che per noi è il principio. Per noi il principio qual è? Quello che accade normalmente è che si va nello studio della ginecologa o del ginecologo e viene fatta un'ecografia e il ginecologo dice sì, c'è un cuore che batte, sì, è uno o magari sono più di uno, dipende, è vivo, c'è. Per noi comincia così, ma in realtà comincia prima. Comincia in un campo che per i popoli di tradizione e anche per le culture antiche non era abbandonato al caso. Era un campo da coltivare come si coltivano i campi bellissimi che ho visto prima in quelle immagini di presentazione. Bisognava prepararlo, bisognava ararlo, bisognava prepararlo in certe stagioni. E coltivare il campo di una famiglia, il campo di una gestazione, può voler dire tantissime cose che oggi le neuroscienze, appunto, la scienza, quella che noi intendiamo come tale, quindi quella che misura, quella che dà delle prove, delle dimostrazioni, quella che dà delle immagini, dice che è importantissimo, dice che addirittura è quello delle fondamenta. E si può fare moltissimo. La cosa più bella è che possiamo davvero fare molto, perché il campo vuol dire relazione, vengo alla seconda parola del titolo che ci accompagnerà per tutto il tempo del mio dialogo con voi. Relazione vuol dire in che relazione sta quella donna che accoglierà quella vita nel suo ventre con naturalmente l'uomo con il quale ha permesso che la vita arrivasse, o a volte invece si tratta di una danza di cellule, perché magari sappiamo, abbiamo tutto il tema della fecondazione in vitro, però le cellule hanno una loro intelligenza, lo sappiamo, e quindi all'origine c'è sempre un maschile, c'è sempre un femminile, che devono danzare, c'è sempre questa relazione che è biologica, che è cellulare, che è anche energetica, lo sappiamo, oggi la biofisica o la biologia quantistica ce ne parlano e me ne sono occupata appunto in diverse pubblicazioni di questo aspetto.
E poi c'è il campo familiare, c'è il campo sociale, il contesto. Pensate cosa può significare oggi il contesto in cui un bimbo arriva. Poi ci sono le storie della famiglia, ci sono tutte quelle vicende, narrazioni del passato, c'è la genealogia, c'è il DNA. E oggi noi abbiamo moltissime conoscenze dal punto di vista genetico ed epigenetico che ci permettono di dire che il DNA non è una sostanza inerte, qualcosa che forse si credeva ai tempi del progetto Genoma Umano. Si mappa, sapremo questo alfabeto come è organizzato e avremo in mano i segreti. In realtà il DNA è vivo come è vivo tutto dentro di noi. Addirittura una molecola vibrante, ce lo dice la biologia quantistica, è una molecola che emette addirittura frequenze, risponde a frequenze, è una molecola che è in relazione con l'ambiente. L'epigenetica sancisce il fatto che persino nei primissimi tempi della vita, in realtà il contesto, che è fatto certo di cibo, di sostanze, di inquinanti, di aria, ma è fatto anche di emozioni, di storie, di patterns, cioè di matrici neuroaffettive, di neuroregolazione del sistema nervoso, interagiscono con quel DNA e cambiano quello che fin dai tempi della prima genetica mengeliana si chiamava fenotipo, cioè quello che tu esprimerai di quel potenziale genomico. Allora il prima è un prima del prima del prima del prima, e il principio è già relazionale di per sé. Ma proviamo a fare una specie di corsa. Arriviamo molto più avanti in quei 1000 giorni d'oro che l'OMS appunto definisce tali per intendere il tempo del concepimento, gestazione, primi 2 anni di vita, il tempo delle impronte, il tempo delle fondamenta. Arriviamo a tutta la gestazione e poi ancora oltre, al parto, al venire alla luce, e quando il bimbo viene alla luce, che cosa ci dicono le neuroscienze? Niente di diverso da quello che tutte le tradizioni antropologiche hanno sempre detto, e cioè che il bimbo arriva con un portato, che quindi è già un bagaglio, che è suo, ereditato, un suo patrimonio genetico, ma è anche già il frutto di una relazione che abbiamo tratteggiato brevissimamente adesso, per ragioni di tempo, naturalmente la accenniamo soltanto, che è il preconcepimento, il concepimento e la gestazione, e arriva al mondo come un'unità psicosomatica. Allora la relazione non è soltanto la relazione tra quel bimbo e l'ambiente, ma anche relazione tra tutte le strutture del suo sistema nervoso e il suo corpo. Diceva qualcuno che soltanto dei matti come gli psicologi potevano credere all'idea che la psiche fosse una cosa diversa dal corpo. Poi è arrivato Damasio parlando del famoso errore di Cartesio, cioè della separazione tra la res cogitans e la res extensa, cioè la parte pensante dalla parte somatica, dalla parte senziente. Che cosa ci è venuto a dire attraverso studi, ricerche, quindi validando dal punto di vista scientifico per noi moderni dell'Occidente quello che gli antichi sapevano, cioè che in realtà quella che per noi è la nostra vita psichica, le cognizioni, i pensieri, le astrazioni, la parte più nobile dell'Homo sapiens, in realtà viene dalla percezione, che il nostro cervello e il nostro sistema nervoso non sono fatti primariamente per pensare, ma sono fatti per sentire. E sentire è qualcosa di magico, è qualcosa di straordinario, perché è un crocevia. Sentire il senso, sentire perché si percepisce con i 5 sensi, e quindi è qualcosa di molto fisico, ma è anche sentire il senso di qualcosa, cioè dargli il significato. Allora il senso ha questa doppia natura. Da un lato mi ancora, mi radica nel corpo, perché arrivo con un corpo, perché sono anche corpo, non ho soltanto un corpo, sono anche quel corpo che ho. E quindi sono un mondo di percezioni che necessariamente incontrano l'altro, e grazie all'altro si fanno percezione. Come vengo toccato, come vengo accudito, come vengo lavato, nutrito, guardato, l'abbiamo detto, fa sì che io sviluppi il mio sistema. Bimbi che nascono e sono deprivati dal punto di vista sensoriale, ad esempio non vengono alla luce, ma vengono tenuti in una situazione di oscurità. Purtroppo ci sono storie tristissime di bambini segregati, di situazioni limite in cui magari i bambini sono stati tenuti al buio e legati. Bene, quei bambini, pur avendo il potenziale
della visione, restano ciechi, pur avendo il potenziale neuromuscolare, non imparano a muoversi o a camminare, a coordinare i movimenti. Quindi fin dall'inizio il mio corpo deve essere abitato da percezioni che sono necessariamente la relazione con l'altro, e poi c'è la relazione dentro di me, perché mano a mano io arrivo al mondo con un sistema nervoso immaturo, infatti non so parlare, non so camminare, la mielinizzazione del sistema nervoso fa sì che di nuovo attraverso la relazione tra me e l'ambiente si crei quello che viene chiamato connettoma, cioè l'insieme delle connessioni del sistema nervoso che sono periferiche e centrali, e questo è accaduto già in gestazione. La voce della madre, la vibrazione della voce, quindi non soltanto il suono come noi lo intendiamo, ma il suono come forza fisica, quindi come onda che arriva al grande mediatore biologico, l'acqua, all'interno del ventre della madre, ha già prodotto tutta una serie di messaggi, oltre a ciò che arriva dal sangue della madre, e non è soltanto il nutriente, non è soltanto la molecola chimica in sé per sé, non è soltanto l'ormone, ma è un messaggio che traduce dal punto di vista biochimico che cosa? Il mondo della madre, le sue emozioni, i suoi sogni, le sue paure, le sue fragilità, le sue forze, la sua relazione con il mondo esterno, nella coppia, nella famiglia, la sua storia, il patrimonio con cui lei arriva, le sue emozioni. Allora l'epigenetica ci dice che in realtà noi ci nutriamo di relazione e che la relazione plasma il nostro sistema, ma è anche la condizio sine qua non affinché il sistema possa crescere, possa svilupparsi. Allora è ben stabilito, è ben chiarito dal punto di vista scientifico, e ci tengo molto, vista la veste nella quale mi chiamate a parlare, quindi come medico, come psichiatra, come ricercatrice anche di quel filone neuroaffettivo, è ben chiarito ed evidenziato dal punto di vista scientifico che le esperienze precoci di relazione, le esperienze precoci di attaccamento, e quando io parlo di attaccamento parlo non di cose astratte, anzi per nulla in quella fase, parlo di corpo, parlo di sensazione, parlo di percezione, parlo di emozione, parlo di sensazione, parlo di campo, parlo poi di quando il bambino è nato, di contatto, sguardo, voce, tocco, calore, freddo, pieno, vuoto, lontano, vicino, solo, insieme, parlo di sensazioni vissute, abitate fisicamente, somaticamente, prima ancora che psichicamente. Ecco, l'attaccamento, tutto questo insieme di sintonizzazione, connessione, relazione, è l'elemento fondamentale per lo sviluppo, il nutrimento e l'evoluzione, e quindi la crescita sana e buona, non soltanto della parte emotiva della persona, ma della sua parte fisica. L'attaccamento sancisce come si svilupperà il connettoma, quindi come si svilupperà il sistema nervoso, come si svilupperà il cervello e come si svilupperanno i cosiddetti patterns neuroendocrino-immunologici e neuromuscolari. Sostanzialmente ci dice come starà al mondo quella persona. Per fortuna è tutto plastico, quindi la buona notizia, se qualcuno si sta, diciamo, turbando a pensare magari a ciò da cui arriva o a ciò che ha vissuto o ai suoi figli e a quello che possono avere vissuto del loro ambiente, la buona notizia è che è tutto riparabile perché è tutto plastico e non c'è un tempo per farlo. Nel mio studio arrivano i ragazzi, perché io non tratto bambini, diciamo che adesso ho appena terminato l'altro giorno l'ennesima formazione quadriennale sulle impronte di nascita, quindi potrei occuparmi anche di bambini da 0 anni in su, ma tradizionalmente non lo potevo fare. Abbiamo il collega che invece è neuropsichiatra infantile, chissà quanto potremmo dialogare su questo, ma diciamo io li vedo da adolescenti in poi e li vedo fino a 100 anni volendo, o anche di più se è possibile, ed è sempre possibile una riparazione, ed è per questo che è così importante, per questo che io ci tengo così tanto a trasmettervi ciò di cui vi sto parlando come un grandissimo potenziale evolutivo a tutti i livelli, quindi dai genitori agli insegnanti, ai ragazzi, ai medici, ai terapeuti, agli educatori, alla società in genere. Noi abbiamo il potenziale di trasformare questa società in una società d'amore, e quando parlo d'amore io non parlo di una cosa stucchevole, sentimentale, io parlo di qualcosa di biologico,
quello che ho chiamato attaccamento. Allora proviamo ad andare avanti, diamo qualche altro elemento dal punto di vista scientifico a questo concetto. Abbiamo detto questo bambino arriva tra l'altro come un riconoscimento sonoro. In principio era il suono, dicono le sacre scritture, ed è vero anche per gli astrofisici, è vero anche per la biologia. Prima della materia, l'energia, non in senso esoterico, New Age, in senso proprio scientifico, sotto la materia c'è la biofisica. Biofisica è fatta di onde, frequenze, suono. Lo dicevano le antiche scritture. In principio era il verbo, inteso proprio come sonorità, come frequenza. Arriviamo come un riconoscimento sonoro, arriviamo come una biologia che è ben prima della nostra coscienza logico-razionale ed è tutta embodied, è tutta nel corpo, è tutta nelle strutture che si sono andate creando in gestazione, in come il connettoma ha cominciato a crearsi, in come il nostro sistema si è sviluppato dal punto di vista fisico, in come il cuore ha potuto battere in relazione al battito cardiaco della madre, e sono campi elettromagnetici, non sono soltanto muscoli che si contraggono. Arriviamo come un riconoscimento olfattivo, perché c'è anche questo tema fortissimo che noi abbiamo dimenticato, ma tutte le medicine antiche, compresa quella ippocratica, utilizzavano la via olfattiva, utilizzavano farmaci attraverso profumi che erano sacri, erano a metà strada tra la medicina, la religione e anche la bellezza, tra il sacro e il profano. Quindi arriviamo col riconoscimento olfattivo come gli animali, come la mia cagnolina di prima, fiutiamo la madre, fiutiamo il suo odore, poi ci avviciniamo agli odori del resto del mondo, l'odore del padre che in qualche modo è arrivato da nostra madre, poi l'odore del mondo. E questo è animale, è viscerale, ma è anche profondamente importante per le connessioni. E poi arriviamo alla luce, e la luce permette lo sguardo. Finalmente, prima eravamo dentro e poi finalmente incontriamo quegli occhi e la madre non vede l'ora di vedere quegli occhi. Beh, quegli occhi del piccolo, poche ore dopo la nascita, cominciano a seguire, fanno il cosiddetto gazing, seguono lo sguardo, sguardo nello sguardo, cuore nel cuore, pelle contro pelle, il famoso bonding. E che cosa succede lì? Succede che il sistema del piccolo ha ovviamente una potenzialità innata, è programmato per essere ricettivo agli stimoli, per essere, come avrebbe detto Daniel Siegel, relazionale fin dall'inizio. È una mente, un corpo relazionale. E questo fa sì che il piccolo abbia una competenza speciale, specialissima, per farsi guardare. Provate a immaginare, o se l'avete vissuto, ripensatelo, guardate, entrate nello sguardo di un neonato, vi porta a una fusione, vi porta nel senza tempo, vi porta altrove, sentite il suo pianto, richiama le strutture arcaiche profonde del vostro cervello, e sarà così ancora negli anni successivi, anche con un bambino di 3 anni, di 4 anni, vi richiamano in un'altra dimensione, che è una dimensione dell'essere, dell'esistere, di altro tipo, perché attivano in voi ormoni, patterns di tipo ormonale, che naturalmente sono potentissimi nella madre. Pensate all'ossitocina, che ha gestito il parto ma gestisce l'allattamento, ed è una continua danza in cui ci si connette, ci si avvicina e ci si disconnette. Ci sono dei bellissimi lavori da Alan Shore a Edward Tronick, a Colin Trevarten, fino ad arrivare a Beatrice Bibe e Lachman, che attraverso i video, nelle primissime ore di vita, mostrano proprio questa danza, in cui la madre e il piccolo, prima e poi naturalmente anche il padre o le figure di accudimento, cercano la sintonia, cercano di accordarsi gli uni con gli altri. Questo è fondamentale. Non è detto che tutto sia perfetto, anzi non lo è affatto. I figli dell'amore sono imperfetti, si diceva nel film Gattaca, che torna alla ribalta oggi per tutto quello che stiamo vivendo. C'è imperfezione, la madre può essere stanca, può essere in un campo difficile, ma che cosa ci dicono le neuroscienze? Che in realtà ogni qualvolta, questo lo aveva già capito Winnicott in realtà, ogni qualvolta la sintonizzazione viene recuperata, ci si distacca e ci si riattacca, ci si disconnette e ci si riconnette, ecco che avviene quella che viene chiamata regolazione. Allora il piccolo viene al mondo con un bagaglio potenziale di relazione che lo rende assolutamente attraente per il grande. I suoi profumi, i suoi sorrisi, i suoi occhi, la sua pelle, il suo velluto, lo chiamano l'adulto, ed è questo che serve al piccolo per crescere. Le scimmiette di Harlow, quel famoso esperimento degli anni 50,
in cui 3 gruppi di scimmie, c'era un gruppo che veniva separato dalla madre, messo in una gabbietta dove c'era solo un erogatore metallico di latte, un altro gruppo separato dalla madre, messo in una gabbietta nella quale da un lato c'era il panno caldo e dall'altro l'erogatore metallico di latte. Il terzo gruppo aveva una specie di sagoma di scimmia con un panno caldo che erogava latte. Ovviamente è intuitivo, stavano peggio i primi, stavano meglio gli ultimi, ma la vera rivelazione la si ebbe nel secondo gruppo, quelli che avevano da un lato il latte e dall'altro il contatto caldo. Bene, questo gruppo di scimmiette, forse a differenza di quello che ci sarebbe potuti aspettare, non stavano attaccate al latte tutto il tempo, anzi andavano pochissimo, soltanto quel poco che bastava per nutrirsi. Dov'è che stavano attaccate tutto il tempo? Al panno caldo, a farci capire che il bisogno fondamentale, primitivo, animale, viscerale, istintivo, non è quello del nutrimento fisico della sostanza, ma è quello del nutrimento di contatto, è quello del nutrimento di relazione. Allora questo piccolo arriva in questo campo che ha tutte le sue storie, tutte le sue impronte, e cosa cerca? Cerca la relazione. E in quei video di Bibi e Lacan si vede che dopo poche ore comincia a seguire con lo sguardo, perché deve raccogliere informazioni, perché deve stare in contatto il più possibile, perché questo fa sì che evolva, perché questo stabilisce il suo esistere, il suo essere e anche il suo sopravvivere in questo mondo. E poi, dopo qualche tempo, pochi giorni, riconosce 72 diverse espressioni della madre, 72 diversi tipi di sorriso della madre. Pensate alla competenza relazionale, ma in questa competenza relazionale è immaturo, ha bisogno dell'adulto, ha bisogno che l'adulto regoli che cosa? Le sue esperienze, le sue percezioni. Arriva nel mondo con un bagaglio relazionale potenziale, è in potenza, per essere aristotelici, e in atto lo diventerà se l'adulto lo regola. Allora ecco, diciamo così, la croce e la delizia delle scienze neuroaffettive, perché nell'attaccamento tutto è giocato nella danza relazionale, di sintonizzazione o non sintonizzazione. Lo sviluppo del sistema nervoso del piccolo, del suo psicostoma in toto, è purtroppo o per fortuna affidato alla relazione di regolazione che avviene attraverso l'adulto, attraverso le capacità che l'adulto ha non solo di stare sintonizzato con il piccolo, di incontrare i suoi bisogni, di interpretarli, di dar loro voce, di rispondere con un gesto, ma anche ovviamente di regolare il proprio sistema nervoso. Allora ecco che se l'adulto è in difficoltà con le proprie emozioni, con i propri sentimenti, con i propri stati di attivazione o disattivazione nervosa, non potrà essere un buon regolatore per il piccolo. Allora abbiamo quelle situazioni in cui il piccolo, e sono tutti per esempio gli esperimenti di Tronic, la cosiddetta stiff face, in cui il piccolo si trova di fronte a un adulto, di solito è la madre in quegli esperimenti, e tendenzialmente è la madre all'inizio, più di tutti gli altri, proprio perché c'è un bonding carnale potentissimo, appunto di odori, di suoni, di voce, di frequenze, di latte, di ormoni. Se la madre è depressa, se la madre è in difficoltà, se la madre è sola, se è isolata, se è mancante di supporto, per esempio, se non è inserita in un supporto sufficiente, o se si sente sola anche se il supporto c'è, se la madre evita i momenti di attivazione del piccolo, quando piange tanto, quando non si capisce di che cosa abbia bisogno. Io avevo una paziente che andava in panico, in crisi, e quindi si disconnetteva. Ecco che il piccolo vive un'esperienza di disregolazione. Che cosa accade nel suo sistema nervoso? Accade un fenomeno che è distruttivo per quel sistema, se naturalmente accade ripetutamente, non se accade una volta. Di nuovo, qui è la ripetitività e la gravità, non il fatto che ci siano momenti in cui la madre si disconnette. Pensate a una madre che ha altri figli, è alle prese con un neonato, ma magari altri 2 figli. Pensate a una madre che magari ha della fatica, magari è in un campo complesso. Noi per fortuna abbiamo dei margini di recupero enormi, quindi se questo accade ripetutamente e non viene riparato adeguatamente, allora noi abbiamo una situazione in cui il sistema nervoso centrale e periferico di quel piccolo e in generale il suo organismo va incontro a una ipercortisolemia, ovvero sì abbiamo un incremento del cortisolo. E che cosa fa il cortisolo in una fase precoce
dello sviluppo, fa una cosa che non deve accadere. Fa il cosiddetto pruning. Pruning è un termine che viene dal giardinaggio, significa tagliare, potare, fa potatura di terminazioni nervose, in un momento in cui invece noi dobbiamo avere la massima ramificazione, perché dobbiamo essere massimamente ricettivi. Un bimbo normalmente sta per molto tempo, e qui mi riferisco non solo al piccolissimo, ma mi riferisco anche ai bambini più grandi, fino ai 6 anni, 6-7 anni, sta in onde delta e in onde teta, ovvero sia dorme, sogna, immagina. E queste sono, a livello cerebrale, e queste sono le onde dell'apprendimento, dell'evoluzione, della costruzione di quel sistema, di quel connettoma. Se arriva il cortisolo troppo precocemente, ci sono delle fasi in cui il cortisolo deve fare pruning, e sono, diciamo, più o meno intorno al secondo anno di vita e poi nella età prepubere, perché naturalmente non si può soltanto espandere, non si può soltanto ramificare all'infinito, ma deve prendere un'identità, deve prendere un certo profilo, e allora sarà importante che accada in quelle fasi. C'è stata una fase di pruning anche nella gestazione, è una fase in cui vengono tagliate delle terminazioni perché bisogna dare una forma, e quindi è come quando il giardiniere fa la potatura per dare la forma alla pianta. Ma se questo accade troppo precocemente, ecco che noi abbiamo un impoverimento, un depauperarsi delle connessioni, e ce l'abbiamo soprattutto in alcune aree del cervello, soprattutto a livello della corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale, io faccio sempre questo piccolo esempio: se voi provate a chiudere il pollice nel palmo della mano, poi mettete le dita sopra, lo fate per tutte e due, avete un modellino facile di cervello, 2 emisferi. Ecco, la corteccia prefrontale sta in questa zona e anche in questa interna. Allora si capisce perché i neuroscienziati la chiamano the queen, la regina, perché questa struttura può mandare afferenze potenzialmente a tutto il resto dell'emisfero, essendo 2 a tutto il cervello. A che cosa serve? Serve a regolare, è la zona regolatoria più importante che noi abbiamo. Di che cosa? Delle attivazioni del cervello sottostante, il cervello interno, il sistema limbico, amigdala, che gestisce che cosa? Le reazioni impulsive di paura e rabbia, le reazioni ormonali, perché di fianco c'è l'ipotalamo, e tutta quella che è l'attivazione neurovegetativa insieme alla zona, diciamo, più bassa, che è quella del tronco encefalico, che è il cervello cosiddetto rettiliano, quello proprio dei bisogni primari, regolazione della pressione, della respirazione. Allora, questa zona risponde al mondo esterno, soprattutto in una chiave di attivazione-disattivazione, istintiva, impulsiva, e rispetto agli stimoli di pericolo e eventualmente di protezione. La corteccia prefrontale invece è colei che presiede alla possibilità di integrare questi stimoli, quindi di far sì che questi stimoli vengano orchestrati in una visione più ampia, rispetto al coinvolgimento sociale, all'aiuto, al supporto del campo. È la zona del cosiddetto cervello sociale, è quella che poi man mano che si svilupperà dal piccolo crescendo darà la possibilità di essere riflessivi, di non essere impulsivi, di non entrare immediatamente in reazione, di non diventare bambini iperattivi o aggressivi, per esempio, di avere la possibilità di calmarsi, di avere la possibilità di chiedere aiuto, di restare coinvolti socialmente anche attraverso lo sguardo, di non disconnettersi. Tutto questo dal punto di vista neurofisiologico accade in questa area del cervello in relazione a tutte le altre. Mettere insieme stimoli, collegare, avere la visione globale, non vedere una cosa e non un'altra, dare un senso a ciò che viviamo. Ecco, in quella fase è necessario e fondamentale che la neuroplasticità sia massima e la creazione di connessioni, di ramificazioni, di reti neurali, si dice, sia massima, perché questa deve essere ben abitata. E se invece noi abbiamo un distress materno-fetale o un distress perinatale o postnatale, e man mano questo prosegue, allora quel cortisolo cosa fa? Impoverisce la popolazione che c'è qua e quindi riduce le capacità di resilienza, di risposta allo stress che il piccolo potrà avere. Andiamo ancora avanti. Non c'è soltanto il cortisolo, c'è la serotonina, c'è la dopamina. Allora, quando il bambino si trova in una situazione di distress, prima attiva una reazione, naturalmente questo poi man mano che cresce
Nei primi tempi attiva soltanto una reazione di reattività motoria con il pianto, con i movimenti del corpo, e poi si disconnette, entra, si dice, in dorso vagale, cioè entra in una condizione nella quale fondamentalmente non riesce più a fare nulla. Lo si vede bene negli esperimenti di Tronic della still face. La madre smette di essere sintonizzata, propone un viso totalmente neutro e non risponde più agli stimoli del piccolo, e il piccolo prima la chiama in tutti i modi, e lì si vede il potenziale relazionale commovente, direi. La chiama, la cerca, poi urla, poi piange, cerca di richiamare l'altro, e poi a un certo punto cosa fa? Si disconnette. Va in una situazione anergica, di passività, di immobilità, di paralisi, la stessa che avrebbe la mia cagnolina in una condizione nella quale non può né attaccare né fuggire, perché il piccolo a quell'epoca chiaramente non si muove, non cammina e non parla ancora, non dice parole, dice suoni. Questa è l'equivalente delle depressioni anaclitiche che René Spitz vedeva nei bambini ospedalizzati troppo precocemente nel secolo scorso. Appiattimento. E qui lì abbiamo il cortisolo, ma abbiamo anche il deficit di serotonina. Questo ce l'abbiamo naturalmente anche dopo, anche se il bambino dopo ha intorno al 18° mese più o meno, ha la possibilità di attivare meglio la risposta di attacco-fuga, quindi di reagire, di spostarsi, di chiamare, tira la gonna della mamma, ma lì è in ipercortisolemia, quindi lì il suo cortisolo è altissimo. Se viene regolato scende, non succede niente, ma se non viene regolato chiaramente farà quel pruning di cui abbiamo parlato. Ma se ancora non ottiene niente, allora ricade nella reazione antica, nella reazione arcaica di paralisi, di immobilismo, e lì abbiamo una deplezione di serotonina. Avendo la deplezione di serotonina noi apriamo la strada a che cosa? A quelle che saranno reazioni, quando sarà più grande, di disconnessione, di tristezza profonda, di vuoto più ancora che di tristezza, incapacità di rilassamento e aggressività, antisocialità. Quindi le fondamenta instabili poi noi le rivedremo nelle alterazioni della personalità. E poi invece che cosa succede quando il piccolo è in una sintonizzazione buona? Succede che lì abbiamo buoni livelli di serotonina, il cortisolo, diciamo, è ben gestito e ben orchestrato, non ha dei picchi, serve il cortisolo anche, certo, serve il cortisolo del mattino per affrontare la giornata, serve per attivare i surreni nella loro risposta, ma non deve essere eccessivo, quindi è ben regolato, e abbiamo l'increzione di dopamina. La dopamina che è, diciamo, il neurotrasmettitore della creatività. La dopamina è il neurotrasmettitore del piacere. E quindi avremo il piacere della relazione e avremo quelle che la teoria polivagale definisce le attivazioni vagoventrali, ovvero sia la branca ventrale del nervo vago che dà che cosa? Calma, pace, presenza, godimento, coinvolgimento sociale, capacità di stare insieme, gioire della relazione. Allora, capite che non possiamo proprio prescindere né dalla relazione con l'altro né dalla relazione mente-corpo quando parliamo di educazione. Cosa vuol dire educare? Etimologicamente, educere, tirare fuori. Ma tirare fuori che cosa? Tirare fuori dal piccolo l'uomo o la donna che saranno, il fattore umano. Il fattore umano qual è? È questo, è relazione, è cura, è sintonizzazione, è incontro reciproco. Io ti riconosco, le antiche civiltà dicono io ti vedo e tu mi vedi, oppure io sono te e tu sei me, reciprocità. Allora, io potrei parlarvi all'infinito, ci sono infiniti studi, infinite ricerche, ci sono nei miei libri, ci sono nei libri di tanti altri studiosi e ricercatori, alcuni li ho citati. Potete leggere un bellissimo libro di Sue Gerhardt intitolato Perché bisogna amare i bambini? Why Love Matters, perché l'amore è importante, perché l'amore non è soltanto una questione per poesie, canzoni o film al cinema. L'amore è una forza biologica. Io questo ci tengo a dirlo, lo dico in tutte le salse, lo dico in tutti i convegni, conferenze in cui mi chiedono di portare il mio contributo. L'amore è una forza biologica prima che psicologica, la psiche viene molto dopo. L'amore è una energia, è una
è un lessico, è una danza, prima di tutto biologica, di molecole, di cellule, perché è una forza vitale, una vis, quella che Hildegarda di Bingen chiamava viriditas, che si vede nelle piante, il loro verdeggiare. È una forza vitale fatta proprio di strade biochimiche e biofisiche prima che mentali, prima che sentimentali. È ciò che fa sì che la vita proceda. A volte ci sono bambini che arrivano in campi terribili, e arrivano, e io li vedo poi magari adolescenti o li vedo adulti, arrivano in campi che sono freddi, che sono senza cura, che sono di rifiuto, e non perché siano cattive le persone intorno a loro, ma perché sono a loro volta traumatizzate. E adesso siamo in un campo di trauma collettivo. Siamo in una situazione nella quale, e lo dicono i dati, e purtroppo l'ho visto io per prima in presa diretta in questi quasi 2 anni di mondo pandemico, la salute dei piccoli è stata negletta in molti modi, sono stati veramente dimenticati in molte situazioni, non in tutte, ma in molte situazioni i loro bisogni, che sono di connessione, di contatto, di incontro, di tocco, di gioco, di relazione appunto. E non solo, prima della pandemia noi siamo in quella che qualcuno ha definito la società postmoderna o società liquida o selfish society, cioè la società del self, dove noi siamo abituati a prevedere soprattutto lo sviluppo dell'intelligenza dei piccoli, intesa come performance, come capacità di rispondere a delle competenze tecniche. Nella scuola, perché poi quel bambino arriva a 6 anni e non è che è finito il suo sviluppo, arriva a scuola e a scuola tutto il suo corpo, tutto il suo essere fisico deve essere fermato in un banco per delle ore. E non è detto che questo sia necessariamente l'unica cosa che si possa fare per insegnargli. Oggi tornano in qualche modo alla ribalta la Montessori, torna Bateson, torna Reich, torna Steiner, tornano delle figure che in realtà hanno parlato dell'educazione in modo forse anche diverso da ciò che poi è stato fatto effettivamente. Ecco, arriva lì, arriva con questo corpo e questo corpo viene lasciato in qualche modo da parte per i momenti di educazione fisica, meno male che ci sono, ma è come dimenticato da un certo punto di vista. La nostra società postmoderna è una società che addestra in qualche modo il piccolo a sapere tante cose, ma non siamo certi che lo favorisca nel sentire, e siamo in qualche modo tutti orfani di quel contatto che nelle società antiche, nei popoli di tradizione e anche nel nostro passato occidentale faceva sì che la famiglia e la scuola e la comunità fossero un luogo di inclusione, di sostenibilità, di relazione, dove si cercavano i punti di contatto, dove si veniva supportati. Noi l'abbiamo dimenticato. Nelle nostre società si stima nelle città che il 58% delle persone all'incirca sia single, il che vuol dire che vive da solo, in una casa da solo. E sarà libertà, sarà indipendenza, però è anche solitudine, è anche isolamento. Allora noi davvero possiamo fare molto, a tutti i livelli. Ed è questo che mi sento, e vado credo quasi al termine, sto guardando i tempi e mi sembra che siamo quasi al termine dello spazio che posso prendere in questo momento, in questa occasione. Ecco, abbiamo veramente una opportunità che è quella di recuperare alla luce delle neuroscienze, che quindi ci danno, come dire, le evidenze scientifiche che ci piacciono, che ci permettono di andare in un'istituzione, in un ente accademico, a dire le cose stanno così, non è che non lo sapevamo, però l'abbiamo dimostrato. Ecco, abbiamo il potere adesso, anche alla luce di questi, di cui io vi ho dato solo piccoli spunti, perché ci sono libri e pubblicazioni intere su che cosa vuol dire l'attaccamento nello sviluppo cerebrale psicosomatico di un individuo, e credo di avervelo almeno fatto intendere con qualche spunto. Noi abbiamo il potere di cambiare le cose, perché le cose hanno bisogno di essere modificate. Perché in realtà io incontro le singole persone, o incontro le singole organizzazioni, come potete essere voi oggi, e trovo grandissima umanità, e trovo grandissimo desiderio di riportare la società al valore dell'amore, inteso come l'ho inteso poco fa: connessione, empatia, pace, unità, incontro piuttosto che scontro,
capacità di accogliere le biodiversità e l'unicità di queste biodiversità come ricchezza piuttosto che conflitto. Ma per fare questo noi abbiamo bisogno di individui dotati di un sistema nervoso regolato, che si sia evoluto e sia cresciuto nell'armonia e nel massimo potenziale di connessione umana e di relazione. Cioè abbiamo bisogno di individui dotati di un cervello sociale e di un'intelligenza sociale che sia stata cresciuta come tale, perché altrimenti è sempre più difficile, perché se io incontro un individuo che nel suo passato ha avuto questo tipo di attaccamento, allora posso dialogarci, ma se io incontro un individuo che nel suo passato ha avuto un attaccamento disfunzionale e non è stato regolato, è chiaro che le sue risposte saranno quelle della lotta, della fuga, dell'attacco, oppure della paralisi, della disconnessione, dell'impotenza, dell'indifferenza. Allora, è veramente importantissimo capire questo. Quando noi parliamo di educazione dei bambini, noi parliamo del loro sviluppo anche dal punto di vista neurale e psicosomatico, e quindi parliamo delle capacità che loro da adulti avranno di costruire una società anche migliore della nostra. Io non sono dell'idea che si debba sempre dire che era meglio prima. Non è vero, quelli che noi abbiamo adesso possono portare avanti ciò che noi abbiamo fatto, e io così li guardo, così a loro tendo. Ma li dobbiamo mettere in una condizione di avere un sistema nervoso prima di tutto regolato, perché allora su questa base neurofisiologica potranno dialogare e potranno metterci quei valori spirituali, culturali, artistici di cui parliamo costantemente. Allora questo è il messaggio che io massimamente mi sento di portare, e cioè educhiamo. Ma educere vuol dire tirare fuori, quindi vuol dire che noi semplicemente creiamo le condizioni più adatte, le migliori, le più rispettose del potenziale umano, che è un potenziale di relazione, è un potenziale di reciprocità, è un potenziale di bellezza. Noi creiamo le condizioni, noi curiamo come un giardino, dobbiamo stare attenti, la pianta cresce da sola, però noi dobbiamo metterla in condizione di non essere come germoglio colpita dal fulmine troppo presto, o la dobbiamo proteggere o riparare se questo accade. Ecco, facciamo in modo di creare le condizioni di regolazione migliore, affinché semplicemente da dentro ciascuno degli individui venga fuori il potenziale che già c'è innato, che è un potenziale di bellezza, che è un potenziale di amore. E tra l'altro questo è umanamente bellissimo, cioè farà sì che ogni lavoro che noi faremo sarà un lavoro bello, sarà un lavoro di cui noi avremo godimento. E quindi l'amore come necessità biologica. In principio era la relazione è amore. Io mi fermerei qua, spero di essere nei tempi. Perfettamente nei tempi, e anche ci sentiamo perfettamente allineati. Ci permetta di sottolineare la metafora della piantina, perché dalla nostra E del logo esce proprio la piantina. E ci teniamo a questa metafora, l'abbiamo usata spesso qui a Vittorio Veneto in ambito educativo, perché qui c'è veramente quello che lei chiama il potere della relazione, e un bel messaggio per tutti gli educatori, i genitori, gli insegnanti che ci ascoltano, perché la plasticità che lei ha citato all'inizio, che ci sta confermando adesso, rende anche noi, ci restituisce il potere nell'educazione, il potere non come sinonimo di sopraffazione, ma potere come sinonimo di possibilità, di creare le migliori condizioni perché quella piantina esprima se stessa. Veramente un messaggio che ci appassiona moltissimo, però io mi fermo con i miei commenti perché passo la parola al nostro ospite qui presente in sala oggi, il dottor Gianni De Polo. Prego Gianni. Sì, grazie. È stato veramente stimolante, diciamo, sentire la dottoressa Poli, anche per il modo in cui lei riporta le sue conoscenze e anche le sue esperienze, no? È sempre molto importante, quando si parla di questi argomenti, parlarne con qualcuno che ha studiato, che sa, e sicuramente lei sa molto, ma che ha anche sperimentato, no? È la differenza tra il fare e l'essere.
Mi è piaciuto molto l'incipit con il cane, perché anch'io a casa ho un'esperienza di questo tipo, con un cane che pesa più o meno 6-7 volte il suo, però una delle esperienze più belle da genitore anche che ho fatto è quella proprio di osservare i miei figli come interagiscono con il cane, capire che c'era un qualcosa che passava, che chiaramente non poteva essere di pensato, sicuramente non da parte del cane, ma di molto molto profondo, che passava attraverso e passa in continuazione attraverso il contatto. Un'altra osservazione che mi sento di fare è relativa all'accenno che la dottoressa ha fatto a quelle situazioni che rimandano magari al passato, a momenti della storia drammatici di cui abbiamo sentito parlare, di deprivazione assoluta da un punto di vista affettivo dei bambini e ciò che questo può determinare in un cervello, in una persona in evoluzione. Io ho avuto un'esperienza che forse è stata la più forte dal punto di vista professionale, circa 20 anni fa, in un paese dell'est in cui mi sono recato molte volte in un orfanatrofio. In questo orfanatrofio c'erano bambini abbandonati, lasciati soli, venivano cresciuti, diciamo, imbozzolati dentro delle coperte, proprio perché non disturbassero troppo, e malati di AIDS, erano HIV positivi. Bene, questa esperienza di depressione e poi alla fine anche di ritiro in forma di autismo grave è stata un'esperienza molto molto forte, come pure molto forte è stata l'esperienza di come questi bambini, quelli che ancora avevano la possibilità in qualche modo di tirar fuori le loro energie, rispondevano al nostro semplice intervento, che era un intervento sì riabilitativo, ma era molto molto un intervento affettivo, fatto da persone che non erano i suoi genitori, che però in qualche modo cercavano di entrare in contatto con loro ad un livello non solo professionale, ma sempre a livello dell'essere. Ecco, gli stimoli che vengono dalle sue osservazioni sono molteplici. Alla fine è giusto, lei prima ha accennato appunto all'Organismo Mondiale della Sanità. È vero, l'Organismo Mondiale della Sanità ha riconosciuto in un modo molto importante l'impatto dell'ambiente sul funzionamento delle persone, ma funzionamento non nel senso meccanico, funzionamento anche sulla realizzazione delle persone. E tra i fattori ambientali che l'Organismo Mondiale della Sanità classifica non c'è solo la presenza della famiglia, ma c'è anche l'atteggiamento della famiglia. L'atteggiamento, l'OMS utilizza il termine persone in posizione di autorità, qui significa gli insegnanti, l'atteggiamento dei compagni, degli amici. L'Organismo Mondiale della Sanità classifica addirittura l'atteggiamento delle persone, quindi è chiaro che è un linguaggio più tecnico, non parla di amore, non parla di emozioni, ma questo quindi è riconosciuto come un fattore fondamentale per lo sviluppo, diciamo, il più armonico possibile della persona. Le chiedo, se possibile, insomma, ecco, di approfondire alcuni aspetti. È molto importante la relazione di attaccamento e la sintonizzazione con i bisogni profondi dei bambini, delle persone che abbiamo davanti. Però per sintonizzarsi con un altro bisogna essere prima di tutto sintonizzati con se stessi. Lei ha dedicato molto studio e molto lavoro alle emozioni, ha nominato prima Winnicott, quindi sicuramente è molto facile fare riferimento al falso sé e al vero sé, no? È importante che noi adulti siamo prima di tutto in connessione con le emozioni più profonde nostre e siamo in grado prima di tutto di trovare anche degli ambiti di benessere con noi stessi, per poter essere realmente noi stessi con qualcun altro e in qualche modo potremmo dire attraverso anche il sistema di neuroni a specchio, se vogliamo essere più scientifici, in qualche modo permettere al bambino che è con noi di rispecchiarsi in noi.
Questo naturalmente è molto potente nel rapporto tra genitori e figlio, ma io penso che sia molto importante anche nel rapporto tra un alunno, qui abbiamo i ragazzi della seconda media, e gli insegnanti. Tutti noi adulti, penso anche ai miei figli, hanno avuto 2 o 3 insegnanti, capitano mio capitano, che sono quelli che sono stati la chiave di volta, devo dire, per delle scelte fondamentali nella loro vita. Quindi il fatto di essere, non semplicemente di fare, di trasmettere informazioni, ma di essere profondamente se stessi, vale non solo nel rapporto genitori-figli, ma anche nel rapporto educatori e ragazzi, bambini. C'è un proverbio africano che a me piace moltissimo che dice: per allevare un bambino ci vuole un intero villaggio. Io lo utilizzo spesso perché non c'è niente di più profondo, e penso quanto questo diventi sempre più importante nella situazione in cui ci troviamo a vivere. Lei prima parlava di quante persone vivono single, ma riflettevo anche come neuropsichiatra, per l'esperienza che ho, quante persone dentro una famiglia vivono da single, e questo forse è l'aspetto più drammatico. Quindi anche le chiedo un po' diciamo una riflessione ulteriore su questo aspetto. Noi viviamo e rischiamo di vivere in un rumore di sottofondo, no? Che è una cacofonia, un rumore che disturba, è quello che è dato dai molteplici stimoli uditivi, sensoriali, social e quant'altro, che senza accorgerci ci distaccano da questa dimensione più profonda della relazione. Quindi volevo chiederle un po' un approfondimento su questo tema. E poi lei ha molto parlato della relazione con la madre, no? Lei dice a un certo punto la madre si disconnette. Forse ne parlava in maniera più per gli aspetti patologici, però a un certo punto per fortuna la madre si disconnette un po', no? Allora lì dovrebbe esserci un altro personaggio che è vicino alla madre, che è il padre, no? Si può dire 2 parole su come il padre, il papà, anche lui nella dimensione più profonda, però non del fare il padre, ma dell'essere il padre, può aiutare o entrare, mettersi in gioco nell'avventura fantastica, devo dire, che dà i brividi, anche pensandoci ormai per me a posteriori, perché i miei ragazzi sono cresciuti, l'avventura che dà i brividi di crescere i figli, oppure anche in ogni caso di aiutare altri genitori a crescerli. Intanto che lei parlava, stavo considerando che dovremmo avere, diciamo, un senza tempo, perché questi sono temi, dal mio punto di vista, meravigliosi. È un piacere discorrere e poter dialogare, quindi lo dico così come spunto per le vostre prossime organizzazioni di eventi: fate solo dialoghi, fate dei dialoghi, ci si trova un po' di colleghi e si dialogano, perché di nuovo siamo relazione, e quindi dalla relazione emergono ancora di più le tematiche. Allora riprendo brevemente alcuni spunti che sono ovviamente inerenti poi alla prima domanda. In Ungheria, visto che appunto citavamo Spitz, in Ungheria, e poi il collega parlava di questa esperienza che ha avuto nell'est, in questo orfanatrofio, era stato fatto uno studio molto, molto bello da una psichiatra ungherese dal nome praticamente impronunciabile, che però ha pubblicato, tra l'altro ha pubblicato solo in Germania, però è riportato nel libro di Sue Gerhard, quindi volendo lo trovate nel libro Perché bisogna amare i bambini, e l'ho anche recitata io nelle emozioni che curano. L'esperimento era molto semplice in realtà e andava un po' nella direzione di quello che dicevi tu prima. Erano bimbi che erano tutti ospedalizzati, ma erano bimbi che erano, diciamo, in attesa di finire o in un istituto, in un orfanatrofio, oppure magari adottati da qualcuno, quindi era una situazione veramente di abbandono a tutti i livelli. Oltre che malati anche senza una famiglia. E questa psichiatra si recava in questo reparto e in realtà si avvicinava a ciascuno di questi
con semplicemente la sua presenza, una forma di accudimento dato dall'esserci, e poi parlava con loro. Ed era ovvio che non potessero capire, no, dal punto di vista astratto e concettuale ciò che lei diceva, ma lei raccontava loro la loro storia e diceva anche che non avevano una famiglia, ma che c'erano tutti i tentativi erano in atto perché loro la trovassero, e quindi si stava facendo il possibile. Bene, dopo questo intervento, che apparentemente non aveva niente di tecnico e tra l'altro niente di specifico, in realtà questi bimbi miglioravano. Riprendevano a mangiare, riprendevano delle condizioni metaboliche migliori, a riprova appunto di ciò che tu dicevi. E l'altra ricerca interessante è stata fatta negli Stati Uniti. Erano tutte donne che avevano avuto a vari livelli lo stress, diciamo, gestazionale, quindi c'erano delle situazioni di stress materno-fetale, e quindi avevano bimbi piccoli neonati. Questi bimbi avevano delle situazioni di stress che si manifestavano effettivamente con dei tassi di cortisolemia, quindi di cortisolo nel sangue, molto maggiori rispetto a quelli abituali a quell'età. Queste donne, non i bambini, le donne, cioè le madri, venivano accolte in un processo, in un programma di supporto che prevedeva in realtà una cosa molto semplice, cioè una volta a settimana l'ingresso all'interno della loro casa di una figura di supporto, che poteva essere un educatore, una figura formata per dare un supporto, ma era un supporto specifico, era la presenza, era l'ingresso nel campo. Bene, queste donne dicevano di sentirsi meno sole e di sentirsi in qualche modo aiutate, e meraviglia delle meraviglie, dopo un tempo abbastanza limitato perché il programma era solo di pochi mesi, i bimbi, quindi i neonati, mostravano una riduzione dei tassi di cortisolemia, cioè voleva dire che esisteva un campo, direbbe Rupert Sheldrake, un campo morfogenetico, un campo generatore, tale per cui, essendo la madre maggiormente supportata, regolava diversamente il suo sistema nervoso e quindi regolava diversamente il sistema nervoso del piccolo. Allora vengo alla riflessione che tu facevi, e cioè per regolare, per essere capaci di sintonizzazione bisogna essere sintonizzati con se stessi, e mai affermazione più vera di questa. È per quello che è così importante la cura a tutti i livelli, non è soltanto cosa io dico. Quante volte abbiamo detto ai nostri figli, e mi raccontano anche, ho detto a mio figlio di fare così e poi in realtà ha fatto esattamente il contrario, e poi se vai a vedere i figli fanno quello che hanno visto fare i genitori, oppure fanno l'opposto per reazione a ciò che i genitori facevano, ma in qualche modo sono sempre condizionati da che cosa? Da come i genitori trattano se stessi, da come i genitori vivono la loro vita, dagli schemi di comportamento che adottano prima di tutto per se stessi. Quindi i figli non fanno ciò che tu gli dici, fanno ciò che tu fai o non fai. Quindi il primo modo di regolare i figli, di regolare te stesso, è di sentire con quali emozioni tu non sei a tuo agio. E non è una colpa, e non è un difetto, è la vita, sono le storie, ma la differenza la fa la coscienza con cui tu ti approcci a te stesso. Nessuno deve essere perfetto, nessuno deve essere competente, nessuno lo è mai in fondo, ma cambia l'atteggiamento, appunto, per usare la parola dell'OMS, cambia l'attitudine, e questo l'aveva capito bene Winnicott, appunto, quando parlava del vero sé e del falso sé, intendeva proprio questo. Il falso sé è l'insieme di quelle difese, di quelle barriere, di quelle mistificazioni che tu hai messo a ciò che tu senti davvero. Allora il punto non è che un genitore sia sempre capace o che una madre non si disconnetta mai, certo che si disconnette, certo che ha delle difficoltà, ma è l'atteggiamento con cui affronta questo. Winnicott per primo aveva dimostrato che è sufficiente una sintonizzazione nel 30% delle situazioni, cioè vuol dire che almeno 3 volte su 10 è necessario che il genitore, qui prendo dentro sia madre che padre, sia in grado di sintonizzarsi, cioè sia in grado di incontrare il piccolo, incontrare il suo bisogno, non necessariamente soddisfarlo, e non è detto che lo si possa sempre soddisfare, ma incontrarlo, cioè riconoscerlo, dare il riconoscimento, è come dire al piccolo: ci sei, ti vedo, ho capito che senti questo, ci sono con te, sono con te col cuore, con la mente, con quello che ho. Ecco, questa è la sintonizzazione. Era sufficiente
che ci fosse in 3 casi su 10, 3 volte su 10, e questo andava bene, era sufficientemente buono. Quindi vuol dire che 7 volte non c'era. Quindi abbiamo dei bei margini ed era anche importante che qualora la sintonizzazione fosse stata perduta, essa venisse riparata, cioè venisse recuperata. Era più importante il recupero della sintonizzazione che una sintonizzazione magari costante ma non piena. Poteva esserci anche la disconnessione, ma purché venisse recuperata. Questo la dice lunga sul concetto di resilienza. Non sono più resilienti i bambini che sono cresciuti in una campana di vetro e non hanno avuto nessun problema. Sono più resilienti quelli che hanno scoperto che il problema si poteva risolvere, quantomeno affrontare, in ogni caso prima o poi superare. E grazie a cosa? Grazie alla connessione. A questo punto vengo alla seconda riflessione. E il padre è una figura fondamentale. Noi siamo una società purtroppo orfana di archetipo paterno, perché società patriarcale, sapete che nel passato le società erano prevalentemente matriarcali, poi da un certo punto in poi arriva il patriarcato, e il patriarcato in realtà ha il suo lato ombra, si direbbe alla maniera junghiana, nell'autoritarismo paterno, quello che nel Novecento, a partire da Freud, a partire dall'epoca, diciamo così, dopo la Belle Époque, quindi dell'età dell'inconscio, per citare Kandel, quando in qualche modo si inizia a dare importanza all'individuo, al suo sentire, al suo mondo interno, ecco che si comincia ad andare contro le istituzioni e quindi cadono gli ideali, l'ideologia, cadono le famiglie, cadono le scuole, cade la religione, no? Si comincia a mettere in discussione un contenitore troppo stretto rispetto alla libertà dell'individuo, e questo andrebbe benissimo, se non che Nietzsche dice Dio è morto e da lì non c'è un altro Dio, se non forse per alcuni il denaro, l'immagine, appunto la connessione di altro tipo, l'essere costantemente visti nel social piuttosto che l'avere, no? La tecnologia e la materia, ma di fatto il padre muore. Morendo il padre, crisi dell'identità maschile, e quindi adesso noi ci troviamo in una situazione in cui, non essendoci il padre, lo diceva bene anche Lacan, non c'è il limite, ma il limite è quello che sancisce la possibilità di desiderare. Tu desideri perché c'è qualcosa che vuoi raggiungere che ancora in qualche modo senti che non hai, o meglio, ce l'hai dentro di te, l'idea, se no non potresti desiderarlo, ma lo vuoi raggiungere. Allora, il padre è una figura che veramente va riabilitata, veramente in tanti modi, e secondo me in 2 aspetti archetipici fondamentali. Quello fondamentale durante la gestazione, perché è vero che la gestazione avviene nel ventre della madre, certo, ed è vero che nei primi tempi è il bonding madre-bambino, innegabilmente, che è fondamentale, però quel bonding la madre riesce a farlo se è supportata dal padre, dal marito, dal compagno, da una figura, da un maschile, che ha nell'archetipo più arcaico e più profondo l'archetipo della sicurezza e della protezione. Al maschio spetterebbe garantire il campo, la stabilità del campo. Lei è dentro col bambino sulla pancia attaccato al suo capezzolo, certo, ma fuori c'è lui che deve abbracciare la diade creando la triade, la sacra famiglia, non per voler essere religiosa e citare qualcosa che magari non tutti condividono come credenza, quindi non voglio essere cattolica, ma prendo un archetipo. C'è lui attorno, c'è il suo abbraccio, e finché il bimbo è piccolo, lui deve mantenere la sicurezza di quel campo in modo che lei si possa rilassare, e rilassandosi possa dare al piccolo il massimo di quell'accoglienza, il massimo di quel nutrimento appunto fatto proprio di viscere, di quel latte appunto che deve arrivare, che deve sgorgare. Quando il bimbo comincia ad andare nel mondo, quindi comincia ad uscire da quel nucleo, di nuovo è il padre il grande mediatore. C'è quell'immagine bellissima di Ettore che prima di andare a morire prende il figlio e lo alza al mondo. L'abbraccio della madre è un abbraccio inclusivo, invece l'abbraccio del padre è la forza che ti proietta fuori. Questo dovrebbe fare il maschile, e quando il figlio arriverà all'età adolescenziale dare il limite, non perché deve essere costrittivo e repressivo, ma perché gli deve offrire il muro contro cui andare a dare un pugno se vuole uscire da lì, se si vuole separare, così come anche separarsi correttamente dalla madre. Ci vuole il terzo, ci vuole la triade. Allora, in una società come questa,
L'altro grandissimo lavoro è proprio quello sui padri, restituire al maschile il suo archetipo, che non è un archetipo di repressione, di durezza e di controllo, come è stato purtroppo nella forma deteriore, è un archetipo di protezione, di sicurezza e di mediazione col mondo. Quindi grazie, perché un po' per ragioni di tempo questo non era un tema che io avevo toccato e invece mi hai permesso di toccarlo, e quanti uomini che io vedo, tantissimi che mi arrivano in studio e che veramente hanno voglia di recuperare questo, con tutto quello che ovviamente è la difficoltà dell'oggi, perché abbiamo una società liquida anche dal punto di vista dei generi sessuali e non è facile fare i conti anche con questo, però io credo che dobbiamo farlo. Credo che è importantissimo, credo che debba esserci un tempo adesso nel quale come società noi recuperiamo l'armonia tra il maschile e il femminile, valorizziamo la differenza tra il maschile e il femminile come ricchezza, come proprio possibilità di avere modi diversi di percepire la vita, modi diversi di sentire, che possono finalmente danzare, perché in realtà noi veniamo da una danza di maschile e femminile che sono due cellule, una connotata in un modo e una connotata in un altro. Poi che avvenga in un laboratorio da un'altra parte, alla fine poco importa, però veniamo da lì. E quindi questo dobbiamo far rifiorire nella società. Grazie dottoressa e grazie anche al dottor De Polo per i suoi ricchi spunti e stimoli che hanno completato e arricchito l'intervento di Erika Francesca Poli. Veramente abbiamo concluso in bellezza gli interventi dei nostri esperti. Concordo con il dottore De Polo rispetto al fatto che non solo nei contenuti ma neanche nei modi lei ci ha indubbiamente affascinati e nutriti, e quindi ci portiamo a casa moltissimo come educatori, insegnanti, genitori, madri e padri. Quindi la ringraziamo veramente di cuore per il suo contributo a questo festival, contributo che, lo dico per tutti coloro che ci stanno seguendo, potete recuperare nel sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Alla sezione multimedia sono disponibili tutti i video di tutti gli interventi e quindi rimane veramente un patrimonio e un capitale di questi preziosi interventi che hanno caratterizzato tutta la settimana. Preziosi interventi di cui faremo il bilancio a breve, perché alle 12:30 faremo il punto con l'assessore regionale, l'assessore Caldart, i dirigenti scolastici e altre persone che possono contribuire a rendere concreto tutto ciò che noi abbiamo imparato, appreso, su cui ci siamo interrogati questa settimana. Ancora un sentito grazie al dottor Gianni De Polo che è venuto a trovarci qui e ha portato la sua esperienza e il suo contributo. Grazie Gianni, e un ringraziamento molto sentito a Erika Francesca Poli che ci ha accompagnati in questo viaggio molto utile oltre che suggestivo. Grazie dottoressa. Sono io che vi ringrazio dell'invito e di questa bellissima risonanza e mando un saluto a tutti e anche un saluto speciale ai ragazzi che ricambiano dalla sala. Grazie a tutti, rimanete con noi, educhiamoci, giornate per l'educazione. A tra poco.